Samuele Botter, pluricampione italiano giovanile dei 100 farfalla, partecipato con la nazionale degli azzurrini in Coppa Komen, approdando alle finali della farfalla. Andiamo a vedere il suo passaggio a metà gara, 25,89, velocissimo l'atleta del team Insubrica, classe 96. Sono alla partenza per la terza batteria Giacomo Caranza, Piave in 1, Emanuele Zanette, Gymnasium in corsia numero 2. In corsia numero 3 Giovanni Coan, lo ritroviamo, Nottoli nuoto. In 4 il campione italiano giovanile dei 200 farfalla, vincitore di 2 ori e un argento in Coppa Komen con gli azzurrini, Mattia Zuin, Nottoli nuoto. In 5 Mattia Santi, Antares. In 6 Pierandrea Matteazzi, nuoto Vicenza Libertas, Joshua Facchin, Arca Team. In 7 Lorenzo Tibo, Futura in 8, mentre Samuele Botter fa registrare un 56,35, miglior tempo fino ad ora dei turni di qualificazione juniores.